Allora, non farò nomi di titoli o altro. Allora, la selezione era sicuramente ricca, comunque i film presi in considerazione che abbiamo visto sono stati 12, provenienti da diversi paesi d'Europa, e molto interessanti tutti quanti. Ovviamente poi per quella che sarà la tematica poi magari decideremo anche insieme al resto della giuria di qualità, quindi metteremo insieme dei punti sui quali unirci e trovare appunto delle tematiche che penseremo siano quelle più importanti, sulla base delle quali fare la selezione dei film migliori. Quindi finora appunto, senza fare titoli o nomi, sono stati film molto interessanti, molto divertenti sono stati quelli spagnoli per esempio, e più seri magari invece quelli provenienti dall'est Europa, e molto fantasiosi e magari in costume quelli provenienti invece dai paesi del nord, come appunto Finlandia e Olanda. Quindi insomma vedremo, adesso dovremo fare la prima riunione e incontrarci e appunto vedere un po'. Sarà, secondo me, seguirà una discussione molto lunga. Sono stati selezionati appunto 12 tra quasi 80 film, quindi penso che tra i criteri sicuramente utilizzati siano stati quelli relativi all'interesse che possono suscitare questi film su diverse fasce di età, quindi appunto sono 4 fasce di età e sono stati scelti film in base a quanto possano essere interessanti e rilevanti appunto per bambini e ragazzi più grandi. E sicuramente c'è anche il discorso da fare di quanto può essere un film, oltre che adatto, ma anche di quale sia la disponibilità che ci può essere anche da parte dello staff tecnico magari a venire qui e parlare direttamente con i ragazzi, che quella forse è la parte poi più interessante e speciale di questo festival. Quindi a seconda della presenza o meno magari del regista o di qualcuno del cast, sono stati anche appunto scelti dei film che potevano invitare poi a uno scambio successivo con chi il film l'avesse fatto.